In attesa che il ballottaggio in programma il 24 e 25 ottobre ci dica chi sarà il nuovo sindaco di Favara, l'attenzione si sposta sulle liste e sui probabili eletti in consiglio comunale. Teniamo a ribadire che l'ufficialità del dato è di competenza dell'ufficio elettorale centrale, che già si è riunito ieri in municipio, per cui quello che noi ci apprestiamo a formulare è soltanto una ripartizione frutto da interpretazione giornalistica che non ha nessuna ufficialità. Il dato fondamentale da tenere in evidenza è il risultato percentuale delle liste della coalizione di Salvatore Montaperto, rimodulato, così come quelle delle altre due coalizioni, in relazione allo scorporo dei voti delle tre liste che non hanno raggiunto il 5%, quindi non hanno superato lo sbarramento. Infatti la legge dice che loro non concorrono più, come se non esistessero. La coalizione di Salvatore Montaperto, in tal caso, raggiunge il 52,30%, risultato che di fatto blocca l'assegnazione del premio di maggioranza in caso di vittoria dell'altro candidato, ovvero Antonio Palumbo, mentre il premio di maggioranza sarà invece assegnato se vince Salvatore Montaperto. In ragione di ciò facciamo la prima simulazione, ovvero quella che Antonio Palumbo sarà eletto sindaco. In questo caso la sua coalizione prenderà 3 consiglieri, quella di Montaperto 12 più lo stesso Salvatore Montaperto che diventa consigliere così come previsto la legge, e quella di Infurna 8. Nel particolare le liste di Palumbo Favara Beni Comuni 2, PD 1, le liste di Montaperto, UDC 2, Montaperto per Favara 2, Fratelli d'Italia 2, Vivi Favara 2, Facciamo Squadra 1, diventerà Bellissima 3. Le liste di Infurna, Azzurri per Favara 2, Onda Cambiare Passo 2, Democrazia Cristiana 3, Forza Italia 1. Se invece viene eletto sindaco il dottore Montaperto, in questo caso si trascina il premio di maggioranza e il riparto va a 14 consiglieri e non 12 come prima, anche se la stessa cosa succederà per quanto riguarda le altre liste che avranno una diminuzione, ma si tratta soltanto di 2 consiglieri che saranno variati. Nel particolare la coalizione di Antonio Palumbo, la lista Favara Beni Comuni, avrà soltanto un eletto, e la lista della coalizione di Infurna Cambiare Passo ugualmente avrà solo un eletto. Di contro aumenteranno i loro consiglieri, Fratelli d'Italia che andrà a 3 e Facciamo Squadra che andrà a 2.